Venezia è stata un po' presa di mira, così come altre città internazionali importanti, penso a Barcellona per esempio. Ne va dell'immagine di Venezia perché per esempio noi quest'anno abbiamo cominciato a vedere il segno negativo anche su Venezia. Ecco, allora... Ma è frutto anche di questa campagna che non è partita soltanto dalla CNN, ma anche dal New York Times, anche da altri giornali, non solo americani, alcuni anche inglesi, e questo bombardamento continuo poi porta in realtà anche a situazioni che possono diventare anche negative. Quest'anno noi cominciamo a sentire effettivamente dalle stime che abbiamo fino ad oggi un calo abbastanza importante a Venezia, secondo me anche frutto di questa politica denigratoria a livello internazionale che si ha, secondo me oltre misura. C'è un problema, secondo me a noi italiani ci prendono sempre nel mirino su quando, non so, mi sembra quasi ci sia una sorta di invidia nei nostri confronti, perché lo vedo con i nostri prodotti, col prosecco, con i formaggi, con la nostra situazione, e adesso arriva anche con il turismo. Poi dovete pensare che per esempio la Germania ha tutto l'interesse di spostare i flussi turistici che vengono in Italia, per esempio in Croazia e in Grecia, dove le banche o le stesse diciamo grandi tour operator tedeschi hanno acquisito non solo diciamo camping ma gestiscono veri e propri flussi turistici. Alcuni hanno comprato anche infrastrutture, aeroporti, cioè gestione. Allora non vorrei che dietro a questa campagna denigratoria ci fosse anche la volontà di spostare un po' di flussi turistici, insomma. Una strategia che dice spostiamo i flussi dall'Italia verso altre parti.